Tutti i venerdì dalle 21 su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. È proprio così, abbiamo il piacere questa sera di avere con noi in studio i Calandra and Calandra. Buonasera amici, benvenuti a Rock Revolution. Grazie. Scusa, siete aggressivi qua. È rock, effettivamente si fa sentire, no? Comunque buonasera e grazie. Grazie a voi per averci benvenuti. Possiamo dare anche noi il benvenuto. Benvenuti anche voi. Ricambiamo. Allora, avete fatto tanta strada, voi venite da Alcamo, piedi, possiamo dire a piedi. Sotto la pioggia, perché sta piovendo. Così è più bello. Allora, diamo intanto informazioni ai nostri ascoltatori dove andare a spulciare su internet per avere maggiori informazioni su di voi. Allora, mi avete detto che siete su Facebook, su Twitter, su Google+, su YouTube, poi c'è un sito ufficiale della band che è Calandra e calandra.com, e poi insomma penso cercando su Google verrà fuori il band di Dio, no? Su YouTube specialmente. Anche su YouTube. Allora, alcune informazioni sulla band. Dunque, i Calandra e Calandra, dopo diverse esperienze musicali nel 2006, si avvicinano alla musica folk popolare siciliana, rivisitandola in una versione moderna, con accostamenti e risonanze di altre nazioni e culture diverse. Questo nuovo modo di portare in giro le canzoni siciliane li porta in pochi anni a partecipare a tantissime manifestazioni regionali, nazionali e anche internazionali, come in America, a New York con i siciliani in America, e anche in Guatemala, ospiti del governo. Insomma, avete girato il mondo. Sì, ancora ci manca qualche nazione, ma ci sono i contatti, credo ci siano i presupposti per questa primavera, diciamo del 2013, di fare qualche altro viaggetto oltreoceano. Si stanno, come dire, delineando alcuni contatti che già avevamo preso quest'inverno. Bene, molto interessante. Tra l'altro, non so se avete notato, gli amici ci seguono anche in web tv, questa sera con abito da scena. Certo, noi amiamo comunque andare nelle radio anche per fare delle foto ricordo, perché ci piace, proprio un modo nostro di fare, quindi ci è sembrato giusto venire in abiti di scena come... È giusto. Elemento immancabile per chi fa musica siciliana, la coppola. Allora, volete aggiungere qualcosa di in più rispetto alla presentazione che ho fatto, insomma, riguardo al vostro progetto musicale? Sì, il nostro progetto musicale è, appunto, come hai detto tu inizialmente, quello di rivisitare un po' i vecchi canti popolari siciliani, però io amo anche raccontare una cosetta su questo. Inizialmente trovavamo delle difficoltà a fare passare brani siciliani in radio, perché non sono tutte le radio che passano le canzoni siciliane, ma perché c'era anche una forma di, come dire, di... Si può dire? Si può dire, dillo. Allora, c'era una forma di... non mi viene il termine. Una forma di repulsione, forse naturale comunque della cosa, perché giustamente le radio seguono un po' quello che sono questi network, le tendenze, è giusto che sia così, ma anche perché la musica siciliana è stata sempre rappresentata nelle versioni folk, nelle versioni popolari. Certo. Allora noi ci siamo inventati un genere che non sappiamo neanche noi come definirlo, perché viene un po' difficile. Voi che musica fate? Inizialmente musica siciliana rivisitata in chiave moderna, cioè diventava complicato. Certo. È successo qualche volta di andare in alcune radio e dice: che musica fate? Abbiamo detto la solita tiritera. No, ci dispiace, noi non passiamo a musica siciliana. E allora così, sai, quando sei disperato, non sai anche per ironizzare, per giocarci cosa sopra, inventarti, abbiamo coniato un termine che già uscirà molto presto su Wikipedia che si chiama musica sniff. Potrebbe essere fraintesa. No, assolutamente. Una cosa di sicuro l'abbiamo ottenuto subito, la Guardia di Finanza è venuta subito a casa nostra e ci hanno lasciato gli abiti, come vedi. E allora sniff, inizialmente molti non sapevano neanche che cos'era, perché ripeto, è un termine che abbiamo coniato noi, e ci dicevano come dire, sì, lo sappiamo, no? Certo. E quindi questo si prestava anche a farci almeno ascoltare, ascoltare quello che facciamo. La curiosità, crea la curiosità. Comunque sniff sta per sonorità nuove, improvvisamente folk, immediatamente folk, irreprensibilmente folk. La io possiamo cambiare da puntata a puntata. Aggiungiamo al vocabolario, io non lo sapevo, ecco, d'ora in poi. Penso sia soltanto nel vostro caso che si utilizzi questo termine. È un termine, ripeto, unico e particolare. Ce lo teniamo solo per noi, sperando che
Ma c'è oltre diciamo, all'aspetto diciamo, della commerciabilità della vostra musica, un aspetto magari un po' più profondo, magari legato alle origini siciliane, di voler fare musica in siciliano? È stato comunque sicuramente l'input più grosso è stato, intanto noi abbiamo avuto delle culture musicali, abbiamo avuto dei vari gruppi. Quando mai noi abbiamo avuto cultura, scusami? No. Ma in senso musicale, dai, almeno in senso musicale. Diciamo abbiamo un trascorso culturale in questo senso. Dai, fammela mettere ogni tanto. La cultura. Avendo attinto un po' nelle varie modi di suonare, dovete capire che siamo avanti con l'età e abbiamo anche delle avanti con l'età, ogni tanto ci quanti anni avete? 25, 26, no? Sì, siamo là 2 per 3. Comunque dico, no, io venivo da un'esperienza degli anni 60, 70, lui ha fatto un po' di musica blues. Poi abbiamo un trascorso assieme quando eravamo un po' più giovani nella musica con la musica folk, proprio folcloristica. E questo poi a distanza di anni. A distanza di anni, quello che abbiamo visto e notato sicuramente che accendendo la radio esce fuori di tutto, per l'amor di Dio, bellissimo questo. Passa la musica latinoamericana, la musica inglese, la musica di tutti i continenti. La musica... Ma in Sicilia, ahimè, mancava secondo me questo filone. Certo. E allora ci siamo detti, proviamoci. Abbiamo azzardato comunque. Sì, comunque. Ed è stata dura ed è dura comunque. Mi però... ricordo la prima volta che siamo usciti fuori con un mini CD composto solo da 3 brani e non sapevamo quasi come fare. L'approccio quale sarebbe anche stato con le persone. Però oggi a distanza di anni dobbiamo dire che ci siamo ritagliati un piccolo spazio e a noi già ci sta bene. Se stasera siamo qua e grazie alla musica ci stai dando, guarda, perché noi ieri avevamo deciso di ritirarci. Tu ci hai chiamati e come hai allungato un po' l'agonia. Tra l'altro questa sera i due tipetti qui mi hanno fatto uno scherzo, no? Perché mi hanno chiamato poco prima dell'inizio della trasmissione e mi hanno detto: Filippo, ma domani a che ora è l'intervista? Io sono praticamente venuto un soffio al cuore. Come domani? Guardate che stasera. E insomma questo è stato un primo approccio divertente. Poi insomma conoscendoli sono davvero dei personaggi molto simpatici. Cerchiamo di divertirci. Almeno questo. È giusto. Sentite, allora voi diciamo avete iniziato abbastanza tardi a fare musica con questo progetto musicale, no? Però prima mi avete detto che avete avuto altre esperienze di vario genere. Sì. Avete sicuramente avuto delle influenze musicali da altri artisti siciliani, ma non solo, immagino. Certo. Volevo chiedervi, ecco, in Sicilia la musica negli anni passati, parliamo degli anni 70 ad esempio, sì, come veniva recepita dalle persone, nelle radio, fra i giovani? Sicuramente la novità era il rock. Mi ricordo benissimo il tempo di Purple, Led Zeppelin. Quindi anche in Sicilia comunque c'era questa... Sì, la cultura musicale, in più i gruppi, c'era un molto fermento per quanto riguarda i gruppi live, cosa che poi nel tempo per vari motivi, perché anche l'avvento del MIDI file, del computer, delle tastiere, hanno un po' deviato questi progetti. Ma lì si suonava solo live, esclusivamente live, per cui c'erano bravissimi musicisti che magari sono rimasti sconosciuti ai mass media, alla maggior parte delle persone, proprio perché non c'era neanche la possibilità di mettersi in gioco, scusa. E ora invece con le TV nazionali, le webcam, le radio, network, oggi è Facebook, molto più facile, diciamo. In questo senso... diciamo che si dà la possibilità a chi vuole affrontare questo genere di cose, che è molto dura, ma anche forse più dura di prima, di mettersi in gioco, certo, e potersi misurare, confrontare, comunque portare avanti dei progetti. Beh, senza dubbio la vostra è un'idea intelligente, cioè quella di portare avanti un progetto partendo dalle proprie origini e dalle proprie tradizioni. Vedremo poi anche come non soltanto nella musica ma anche nelle produzioni di video che voi producete c'è proprio un ritorno alle tradizioni siciliane, come in molti video che vedremo. Io direi di andare subito ad ascoltare la prima canzone di questa sera registrata in studio, poi suonerete anche dal vivo 2 canzoni molto belle. La prima, Siciliano tipo strano. Mi suso, mi curcuso soiuso, tengo l'occhio aperto o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe nuove, tanto fuori un chiovi. Un colpo di capiti, mi sciavano lasciti, ma giusto le baffette, una giorno di quasetti. Siciliano tipo strano, mi spicchio la
l'astinenza, ne posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo sano, domenica la messa, Domito mi confessa, perdona l'ho peccato e comincia a da capo. Mi mangio compagnia, quando ti parazia, mi lasci stare in pace e te ne vadi mia. A Tiago di Lurissi, che mi voglio maritare, meglio stare in piazza e a tutte salutare. Coscienza Venerica, com'è tutta a posto, sua figlia ancora zita, ci piace bella vita, ma quando si marita, tale io chiura sonno, fici un poco rica, 4 maccarruna, mi mangiasse qua modica, mentre sogno per la via, c'è uno capania, sistema di luna, e in cano te la fuma. Siciliano tipo sano, lui non mi voglio, la sera spaldo voglio, se mi resta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano tipo sano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Serietà alla base di tutto. Io ragazzi fortunatamente non lavoro. Nel mio caso mi sveglio la mattina e la prima cosa mi faccio oltre 2 ore di sonno. La bella vita! Obiettivi nessuno, dignità già persa. Va, mi sembra esagerato. Ciao ragazzi. Già si dice tardo, comincio a salutare. Sogno troppo stanco, senza travagliare. Sapete che vi dico, ma vi sta a riposare. La tavola è punzata, sta vita non si può fare. All'esterno di mangiare, non saccio più che fare. Mi lavo che ne scedda e mi taglio mare. Siciliano tipo sano, mentre la Germania, amici a Broccolino, mi piace chi travaglia alla fabbrica a Torino. Siciliano tipo sano, mi spicchio la semenza, ne posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo. Io purtroppo con il siciliano non sono proprio bravissimo, però apro la finestra e guardo il mare, insomma è una cosa fantastica, anche perché io ricordo, sono stato a Milano diversi anni, è proprio una cosa che mi mancava. Aprire la finestra e vedevo il Pirellone, e io mi immaginavo insomma in mare, ecco, poi tornato qui ho detto finalmente, insomma, tutta un'altra storia. Si apre la finestra e si vede il mare, penso, non ti manca più. Te lo puoi permettere. Decisamente, anche la nostra radio per fortuna, insomma, abbiamo un bel terrazzo, quando ci manca ce la facciamo e vediamo il mare. Però effettivamente, no, per molte persone che vivono all'estero, che per motivi di lavoro, insomma, vanno anche al nord Italia, penso che proprio il fatto del mare, della temperatura, del sole, ma anche del modo di fare sia qualcosa che rimane qua sul groppone, cioè una cosa proprio che... Come tu vedi, noi amiamo molto mettere in risalto la sicilianità, cercando di fare respirare comunque i profumi, i sapori, i colori della nostra Sicilia. Questo è un modo, diciamo, per fare venire anche un po' di nostalgia a chi è fuori, o comunque invitare quelli che non sono mai stati in Sicilia a trovare questo clima, a trovare questa gente, perché comunque alla fine noi siamo molto ospitali. Anche se strani. Sì, anche se strani, no? Ma infatti noi abbiamo voluto giocare anche con il video su questo, il messaggio finale è proprio questo, che gli alieni rimangono così affascinati dai modi di fare, di dire dei siciliani, che alla fine decidono anche di restare in Sicilia, no? Si trasformano in Calandra e Calandra. E quindi... Eccolo dove venite allora. Sì, siamo alieni. Comunque vogliamo fare un appunto su questo brano che vogliamo dire è il nostro primo inedito. Sì, questo è il nostro primo inedito, ci siamo cimentati dopo il CD Sicilia Incantata con il nostro primo inedito e con questo brano abbiamo vinto 8 premi nazionali nei vari concorsi, è stato premiato come miglior videoclip, miglior sceneggiatura, miglior fotografia, miglior canzone, miglior testo. La cosa bella è, possiamo dire, che abbiamo vinto fuori la Sicilia, tantissimi premi. Abbiamo vinto il primo premio ad Imperia, che è uno dei... A Roma, a Gravina, di Puglia. Sì, e poi ne ha parlato anche il Rai 1, ne ha parlato il Rai 2, il Rai 3 ci ha dedicato un settimanale. Anche Radio Monte Carlo ci ha fatto un'intervista di 11 minuti circa. Complimenti. E poi
siamo riusciti ad Possiamo arrivare... dirlo Radio Monte Carlo? Certo, potete dirlo, tanto Maurizio Di Maggio, comunque lo speaker che ci ha intervistato. Se volete vediamo anche il numero. Quello dalla me poi magari. Va bene, non problema. E poi la cosa graziosa è che viene trasmesso anche in 2 grosse radio a New York, quindi... Insomma, belle soddisfazioni, no? E poi anche cliccatissimo su YouTube, guardate, ha tantissime visualizzazioni, quindi... Anche Italia 1 ha trasmesso questo Sì, brano. Anche Italia 1, Italia 2 pure. Anche Italia 2. Quindi siamo soddisfatti. Diciamo che, considerato che è un progetto che parte da noi due... È un progetto autoprodotto, dire, da questo primo inedito abbiamo raccolto tanto, se così vogliamo. Bene, insomma, la cosa mi rincuora davvero. Perché i radioascoltatori andarlo a vedere, assolutamente, a cliccare, come si dice, su YouTube. Assolutamente. Calandra Siciliano tipo Sciano. Perfetto, poi tra l'altro volevo farvi una domanda, no? Per rimanere in tema siciliano, no? Molte volte noi il nostro programma è già attivo da 6 anni, abbiamo intervistato band da tutte le parti d'Italia, della Sicilia, eccetera, eccetera. Spesso mi capita di dover fare la domanda: ma perché una band italiana canta in lingua inglese? No? Sì. Allora a voi faccio: perché una band italiana canta in lingua siciliana? Una domanda strana, nel senso che molte persone sostengono che la musica italiana, la parte vocale cantata italiana, per un certo genere musicale sia difficile da adattare alla musica che si sta suonando. La musica siciliana per la vostra musica è adatta, o avete magari pensato un giorno di poterla fare in italiano? No, noi assolutamente siamo pienamente convinti di continuare su questa strada, cioè cercheremo nei nostri limiti di continuare a fare la musica siciliana finché il pubblico ci apprezza, finché le radio eventualmente ci danno la possibilità di poter proseguire, di poter esprimerci in questo modo. Allora noi siamo convinti, aspetta, no, perché no, detto così uno può sembrare siamo convinti nel senso buono della parola, ma a volte uno ci sta, nutriamo fiducia, No, non volevo dire questo, io amo molto scherzare su questa cosa, ma noi siamo convinti invece che per noi questo sia il nostro punto di forza, perché in Sicilia tutti cantano in italiano, cantano in inglese, quindi noi, ripeto, ci siamo ritagliati un piccolo spazio, abbiamo un nostro seguito, abbiamo un po' di gente che comincia a seguirci, e quindi noi siamo soddisfatti già di quello che abbiamo raggiunto, anche perché siamo orgogliosi di cantare la nostra lingua, di cantare il nostro dialetto, di cantare le nostre storie, di raccontare come siamo noi siciliani, quindi di raccontarci, e siamo contenti così, ironizzando un po' sul tutto, anche su quelle che sono, noi sappiamo benissimo la Sicilia, quale posizione si trova, non solo geograficamente, ma sappiamo in che cosa e come viene considerata in tutto il resto d'Italia, mafia, vabbè. Noi invece vogliamo giocare su quello che dobbiamo divertirci, sull'ironia. Poi la mafia è il nord, in Sicilia non c'è. Non è rimasto più neanche questo, Allora ragazzi, io direi di dare fiato alle trombe, o meglio movimento alle corde, per ascoltare una bella canzone in versione live, unplugged. No, mi raccomando, quando io dico tu premi il tasto. Allora, no, ecco, non è playback, diciamo. È in gay black. In blackjack. Allora, volevo solo precisare, sempre se c'è la possibilità di andare poi a visitare comunque il video su YouTube, qua ci siamo avvalsi su questa canzone, che è il nostro secondo primo inedito, ci teniamo a precisarlo, è il nostro secondo primo inedito, e su questo abbiamo registrato un videoclip in collaborazione con il corteo storico di Castelvetrano, il corteo storico di Santa Rita, in collaborazione con il comune di Castelvetrano, dove ci hanno messo a disposizione tantissimi figuranti in abiti medievali, quindi vi consiglio di vederlo perché è un video, diciamo, inusuale. Anche, come dire, una chicca su questo video, che è Roberto Gueli, caporidattore della RAI, di Rai 3, e quindi che ha voluto partecipare, e noi l'abbiamo solo per dirlo. Vabbè, tra l'altro, scusate se lo dico, ma lo potrete vedere subito adesso mentre voi suonate anche nella nostra web TV. Okay, allora... Quindi Calandra live unplugged. Noi ci proviamo, scusateci. Magari... No, ma è tutto ben accetto, sicuramente sarà un successo. Canzoni d'amori. Canzoni d'amori, storie di terra, di mari e di soli. Scrivo
e canto canzoni pittia, scrivo ma tu ne sei. Scrivo è un saggio perché i rami come un fuoco, ma brucia lo cuore come lo fiume che cerca lo mare, cerco ma tu ne sei, cerco è un saggio perché canzoni d'amore, storie di terra, di mare e di sole. Scrivo e canto canzoni, pittia, canto ma tu ne sei. Canto è un saggio perché Standing ovation, hai visto anche il pubblico abbiamo questa sera in studio nascosto per... fate bene a nasconderli. A nasconderci dal pubblico. Stavamo guardando questo video, è davvero molto bello, tra l'altro con abiti originali, o perlomeno abiti insomma diciamo delle riproduzioni quasi come gli originali. Ecco, quindi se volete guardarlo per intero, anzi noi lo lasciamo magari andare per intero tutto quanto, è un lavoro abbastanza importante anche questo, un sacco di comparse, di attori. Sì, molto faticoso, ripeto, noi abbiamo realizzato fino adesso 3 videoclip e amiamo fare... dire anche 4. Sì, il quarto è in uscita, uscirà a gennaio. Vi anticipo anche questo, saremo dei cartoni animati in un mondo di favole. Abbiamo riportato in immagini alcuni, come dire, oggetti che i ragazzi di oggi sconoscono, su una vecchia canzone siciliana che si chiama CCC, Sette Fimme non Tarì, non so se ne hai mai sentito parlare. Purtroppo no. È una tiritera, una filastrocca, e ci sono oggetti come il tarì. Sai cos'è il tarì? No, è la vecchia moneta siciliana. La favuci, sai cos'è la favuci? Assolutamente. È la falce. Quindi siccome questa storia, questa canzone racconta appunto una filastrocca, e di volta in volta facciamo vedere i vari oggetti in versione animata, in modo da riportare anche in immagini quello che noi educativo, quindi che siamo anche educati, guarda. Sentite, entrando nel merito delle composizioni, in termini di arrangiamento, avete svolto un lavoro veramente importante sia dal punto di vista dell'arrangiamento musicale che anche, come abbiamo già detto, della poi produzione dei videoclip. Come funziona la stesura dei brani? Come nascono le canzoni dei Calandra in Calandra? Ma possiamo dire, noi parliamo di autoprodotto come molto spesso, volentieri nascono in macchina, perché visto che giriamo tantissimo, infatti amiamo dire autoprodotto che ha due significati, sia economicamente e sia come idea, perché nascono in macchina, però alcune canzoni nascono anche a letto. A letto, sì. Comunque letto prodotto. A letto nel senso che 1 chilo, no, non in questo senso. Solo che siamo molto pigri, ti spiego. Basterebbe a volte avere carta e penna su un comodino. Però non riusciamo la notte a farlo. Vengono le idee. Quindi queste siamo riusciti a canticchiarle veramente tutta la notte per arrivare alla mattina, perché molto spesso succede che trovi un testo o un'idea o un motivo, te lo canti un paio di volte, sicuro che l'indomani mattina te lo ricordi. Per la pigrizia, ripeto, di accendere la luce, prendere una penna e un foglio di carta.
cosa che noi sistematicamente non facciamo. Allora, ormai con i telefonini si può fare tutto, per il telefono registrato. Ma la pigrizia è anche questa, quindi molto spesso abbiamo perso delle cose molto graziose, quindi queste tre siamo riusciti a fermarle, come si suol dire. Allora, regalo per Natale per gli amici fan degli Calenda e Calandra, un bel registratore digitale portatile. Non lo accettiamo. Uno a testa, così quando avete qualche ispirazione schiacciate il bottoncino e mettete giù. Deve dire la verità, comunque, la paura di accendere quella luce, perché c'è tua moglie vicino. Hai ragione. Non lo volevo dire. Ecco, diciamo la verità. No. Continua. Adesso ce lo devi far sapere. No, mi aspettavo che anche lui mi dicesse: ma anche tua moglie. Vabbè, non l'ha fatto, è troppo scontato. Allora, invitiamo le rispettive mogli dei Calenda e Calandra a lasciare un commento se vogliono. No, mia moglie già ha provveduto. Se mi fa dormire sul divano. Comunque, per tutti gli amici, scusate, c'è la possibilità di interagire con la band. Se volete fare qualche domanda o qualche saluto, non solo scrivi un messaggio sul sito, cliccate e potete interagire con noi. Andiamo ad ascoltare un'altra canzone, questa volta registrata in studio, sempre dal vostro ultimo lavoro. Si intitola Scotula Scotula, c'è anche un videoclip che potrete vedere nella nostra web TV. Tutti dicevano tale che bello, ora che sogno cresciuto, non domedone da mano d'aiuto, mi parlano d'uno e ti contano che bello è tonno, ma saccio capelliggi di natura, non si nasce con la stessa misura. C'è cu nasci longo e cu corto, c'è cu nasci ricco e cu nasci scarso, e c'è quasi sempre mano lasso. Quanto sei un tasto mondo, a contarli quasi mi confondo, c'è cu sciala mai finire, c'è cu chianci e c'è cu riri, e c'è cu un po' mangiare, e cu facci botu io una spisa, poi c'è cu nasci nuro, mentre c'è cu nasci già cu la camisa. C'è cu nasci bianco, c'è cu nasci scuro, c'è cu in compagnia e cu nasci solo, c'è cu generoso e cu nasci avaro, c'è cu nasci pupo e cu puparo. E qua bagnia, c'è qua catta e cutalia, c'è cu suona e c'è cu canta, e qua patta sempre la 70, e c'è cu parla troppo spesso e fa finta che non ci senti, e c'è sempre cu cala e sa testa anche se non capisci niente. Calandra questa sera ospiti di Rock Revolution per presentare questo loro progetto musicale veramente molto interessante. Io onestamente, dite, come l'hai scoperti? Ho ricevuto una comunicazione, un comunicato stampa, ho visto il video e sono subito innamorato, insomma, di questo progetto che trovo veramente splendido e soleggiato, oserei dire. Grazie.
Allora, torniamo alle domande. Ne abbiamo fatte davvero tante questa sera, ma vogliamo farne altrettante per conoscervi il più possibile. Vivere in Sicilia, ad Alcamo, voi venite da Alcamo in particolare, ha complicato il vostro progetto? Secondo voi, quanto ha influito sul vostro lavoro? Sono sincero. Magari se fossimo stati al nord avremmo rivisitato, o avessimo, scusate, con i verbi, la congiuntivita. Ma parla in siciliano. Diciamo la verità, ecco, facciamo pezzi in siciliano e brani in siciliano perché non sappiamo i verbi. Quindi perché la congiuntivita appunto ci confonde. Ci fa confondere. Se avessimo rivisitato, secondo me, i brani popolari lombardi, magari a quest'ora avremmo... avremmo o avessimo? Non mi preoccupate, ci capiamo. Il trota. Sicuramente qualcosa sarebbe cambiato, però la versione Mia bella Madonnina, fatta in versione rock magari. Comunque, ripeto, malgrado tutta la sofferenza, io ti dico che oggi l'unico modo per un artista o pseudo-artista emergente per farsi conoscere appunto sono i social network. A noi ci ha aiutato tantissimo Facebook, ci ha aiutato tantissimo YouTube, questo è l'unico mezzo che abbiamo, perché tutto è chiuso sempre dalle major e quindi è un po' difficile emergere. Oggi, malgrado possa sembrare che sia più facile, forse è più difficile di una volta, perché sono tanti, perché certo. La concorrenza è tanta ormai. Oggi chiunque... anche i ragazzi, a differenza dei miei tempi, dico così dei miei tempi perché ci sono trovato ritroso un po' negli anni. Oggi i ragazzi studiano, ballano, cantano, dizione, sono preparatissimi. Cosa che non succedeva e non c'erano giustamente prima. E noi veniamo dalla vecchia classe. Veniamo dalla vecchia classe quando si cantava solamente diritti davanti al microfono, non ti dovevi spostare. Se ti muovevi. Oggi ballano, cantano, fanno capriole. Certo. Oggi tutto è cambiato, ma ripeto sempre, il nostro punto di forza è questo progetto. Perché abbiamo intrapreso una strada che stiamo percorrendo solo noi. Gli altri cantano Ligabue, cantano Vasco, quindi si fanno concorrenza fra di loro e noi piano piano intanto da Alcamo siamo arrivati a Cefalù. Però siete andati a ben oltre, diciamolo. Abbiamo fatto già. Diciamolo, ben oltre. Sentite, molte band, molti artisti, insomma, del momento, parlavamo di giovani artisti emergenti, no? Molte volte quando si assiste a questi concerti salgono sul palco, prendono uno strumento, fanno la canzone, poi se ne vanno, si allontanano, momento di silenzio, adesso un'altra canzone, sentitelo tot, e continuano a suonare una canzone, no? Quindi manca questo momento, no, di intrattenimento del pubblico, cosa che secondo me invece voi avete ed è molto importante, quella di comunicare col pubblico. Di comunicare. Comunque con ci il proviamo pubblico a scherzare. Magari qualche volta siamo fraintesi, qualche volta non siamo capiti, però no, ma non è mai successo niente di assolutamente. Nel senso buono. Però dico questa è un'arma che abbiamo noi, perché amiamo comunque molto fare le battute, a volte sono anche stupide, però va bene così, siamo fatti così. È anche un modo per farci forza fra noi due, perché solitamente c'è bisogno di una spalla per fare le cose, noi siamo invece tutte e due collo, non abbiamo le spalle e quindi molto spesso è un modo per farci coraggio. Dialoghiamo molto spesso fra di noi. Perché siamo fatti così. Allora di solito si chiede, no, pregi e difetti l'uno dell'altro. Io questa sera vi chiedo soltanto il pregio del vostro compagno. È difficile trovare un pregio. C'è una domanda di riserva. Io mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Sono i difetti, però penso sia meglio parlare dei pregi. Comunque, come pregio ti posso dire, perché possiamo dire che siamo fratelli. Certo, fratelli e sorelle, questo precisiamolo perché in ascolto, per chi non ci vede magari si fa un'idea su di noi. Il pregio di mio fratello, giustamente, ha qualche anno in meno di me e di conseguenza ha uno spirito molto più grintoso di quello mio, che ormai, vista l'età, sono un po' molto. Io invece più calmo. ti posso dire qual è il pregio di mio fratello, che lui è un po' più avanti negli anni, quindi è un po' più... Vi compensate? Sì, entriamo magari... Molto spesso entriamo in discussione perché io penso in un modo, lui pensa in un altro modo, ma poi troviamo però riusciamo a convergere. Fino ad oggi siamo riusciti a trovare sempre un accordo, ma anche nella stesura delle canzoni. Ripeto, magari da me nasce un'idea un po' più rivoluzionaria, allora lui trova sempre una via di mezzo, quindi sono uscite queste 3 canzoni
tramite degli accordi, perché ripeto, ognuno di noi ha ovviamente un modo di pensare e di fare, e assieme però siamo riusciti a fare Siciliano ti pussano, Canzone d'amore, Scotola Scotola ed altre che sono in lavorazione. Quindi... davvero molto belle, aggiungerei. Sentite, abbiamo parlato insomma del fatto che avete avuto tante esperienze dal vivo in giro per il mondo, ma ce n'è una in particolare che ricordate, che mi ha dato maggiore soddisfazione, che ricordate con particolare piacere? Io direi di raccontare così anche brevemente, perché è un bellissimo aneddoto quello del circo di Moira Orfei. Siete stati anche al circo? Sì, abbiamo avuto la fortuna di aprire il circo di Moira Orfei. Era da tanti anni che dopo 13 anni che non veniva in Sicilia. Saluto la stampa intanto, che non veniva in Sicilia, e avevamo fatto sentire tramite un amico nostro il brano al direttore artistico del circo di Moira Orfei, allora, che era lo Sciccareddo, che era il nostro cavallo di battaglia, e allora al direttore artistico è piaciuto questo brano e aveva pensato di farci suonare nel parterre, cioè all'ingresso del circo. Sì. Ma noi abbiamo fatto una sorpresa, una sortita dentro un hotel di Palermo dove alloggiava Moira, perché c'era una conferenza stampa, noi ci siamo presentati con gli strumenti, le casse. Siamo arrivati in macchina, abbiamo scaricato tutto dentro l'hall dell'albergo, il direttore ci voleva cacciare. Ma voi chi siete? Noi dobbiamo suonare per Moira Orfei. Non avevamo permesso, non avevamo niente. Dice, ma guarda, se viene qua la SIAE ci assumiamo la responsabilità noi di tutto. Abbiamo montato gli strumenti, scendevamo, ha sentito la canzone dello Sciccareddo, infatti c'è comunque in internet questa intervista, e ha insistito così tanto che ci ha voluto all'interno del suo circo. È vero che ci ha fatto suonare dentro le gabbie. Perché magari avrà pensato, se non vanno bene sciogliamo le tigri. Visto che i siciliani sono tipi strani, meglio metterli, no? A queste poi sono susseguite, si può dire susseguite? Sì, corretto. Dico, non è. Altri 2 impegni sempre a Trapani, ad Agrigento, poi ci voleva per un'altra serata a Messina, ma non siamo andati, non perché ci siamo montati la testa, ma perché ci veniva un po' difficile per quella serata. Quindi questa è un'esperienza un po' strana che non capita tutti i giorni. Decisamente, insomma, comunque soddisfacente, penso, no? Sì, un ricordo che sicuramente resterà. Conosce la grande Moira nel nostro cuore. E poi ti devo dire una cosa, Moira si è molto affezionata a noi, guarda, ti posso fare questa confidenza, Moira è una bomboniera, cioè è rispettatissima, perché è quella che tiene sul circo. Certo. La gente ancora va al circo per vedere Moira Orfei, cioè un personaggio storico. Pensate che, se cercate anche su Google, che è uno dei personaggi più conosciuti al mondo, perché con il circo sono arrivati veramente ovunque, in Russia, in India, quindi è un personaggio da conservare, e viene preservata da tutto e da tutti. Moira ci ha accolto dentro la sua, chiamiamola villa a roulotte, no? Si può dare a roulotte. La casa di bar. Impressionante. Ed è venuta a sentirci ad Agrigento, uscendo dalla sua roulotte molto distante dal circo, con la febbre. In vestaglia, però ha detto vi vengo a sentire, ed è venuta, quindi si è affezionata a noi. Bella soddisfazione, decisamente. Sentite, cosa ne pensate della scena musicale italiana? Ci sono gruppi o artisti italiani che vi hanno colpito particolarmente in questi ultimi anni, oppure insomma non seguite molto? No, è anche giusto dare un'occhiata un po' a quello che succede per capire anche un po' le tendenze. Guarda, io dei nuovi amo molto le Vibrazioni. Sono un gruppo che a me danno tante sensazioni, e poi sotto sotto, anche se fanno diciamo rock, però si avvicinano molto al rock anni 60, ci sono sempre delle sonorità negli arpeggi, in alcuni strumenti che si avvicinano un po' appunto alla musica anni 60. Poi sinceramente c'erano gli Sugar Free che mi piacevano pure tanto, ma si sono un po', non so, si sono anche sciolti, eclissati, sì. E poi non vedo grosse, devo essere sincero, restano sempre i grandi, Ramazzotti, Piranile, eccetera eccetera. Questi sono quelli che vuole il pubblico, la grande massa. Poi ripeto, Negramaro. Sì, Negramaro pure sono un gruppo da attenzionare, anche forse di più rispetto a quello che è stato fatto. Tra l'altro il cantante scrive anche le canzoni per altri artisti, insomma. Poi la cosa invece che a me non piace personalmente, per cui parlo per me, è... Certo, sta parlando a nome suo, io non c'entro niente. Perché non so se tu la pensi pure in questo modo. Sono tutte queste nuove voci che stanno uscendo fuori, per l'amor di Dio, magari saranno bravissimi, io non metto in dubbio, ci mancherebbe, non so e non posso competere con loro,
però che vengono fuori da questi... E appunto già la voce se n'è andata perché tu hai parlato di voce. Da questi programmi tipo X Factory, cioè Ghost Talent, tutte queste cose così. Sinceramente non mi danno, perché mi sembrano delle cose costruite. Troppo costruite. Io penso che un artista deve dare il meglio di sé, anche se non ha dietro tutta quell'esperienza che vogliono fare apparire dentro quelle sfide che sono per... Cioè io non vado matto proprio per quei programmi. Il discorso finisce entro stasera? Sì, no, ma io ho finito, per cui non sono su queste nuove tendenze musicali. Quindi non siete d'accordo in questi talent show che vengono prodotti? No, poi specialmente quello sui bambini. Guarda, questo credici è uno dei programmi, mi avvalgo della facoltà di rispondere io in questo caso, è uno dei programmi che io abolirei, perché si sta perdendo secondo me lo spirito del divertimento di tutto, sono guidati sotto tutti i punti di vista, sono plagiati, plasmati, quindi io non amo questi format, preferirei un bel concorso canoro per bambini. Oggi c'era lo Zecchino d'Oro, lasciamo lo Zecchino d'Oro ai bambini, veramente. Sono bravissimi, però poi si sa, nell'evoluzione sia dell'età sia della crescita. Lasciamoli crescere, lasciamoli divertire, certo. Lasciamoli giocare, giocare ai bambini, cosa che non fanno. Tanto ne avranno tanto da pensare, da poter Oggi soffrire. I bambini giocano solo alla Wii, Nintendo, ma manca veramente il gioco ai bambini. È giusto, sono d'accordo, mi unisco al vostro appello, quello di lasciare crescere i bambini in modo naturale, senza forzare troppo con i tempi.